Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Presentati i lavori realizzati dalle detenute e consegnati gli attestati relativi al progetto di alfabetizzazione informatica. Il corso è stato sovvenzionato dalla 9ª Commissione regionale per le pari opportunità tra uomini e donne. Le attività all'interno di una struttura carceraria hanno sempre lo scopo di raggiungere l'obiettivo per il quale sono state pensate, nello specifico aiutare le persone ad acquisire competenze digitali, ma anche quello di sostenere un recupero sociale grazie all'apertura di nuove possibilità sulla propria condizione. Uno strumento per prepararsi a rientrare con più competenze nella società civile. Buonasera, bentrovati telespettatori di Telesardegna e di Panorama Sardo. Oggi siamo qui al carcere di Uta per raccontarvi una storia, un progetto fortemente voluto dalle pari opportunità, ma ce lo descrive? Sì, è un progetto che è iniziato a dicembre dell'anno scorso durante il mio mandato in Commissione regionale pari opportunità, che è terminato a settembre. È un progetto che è stato anche presentato perché si è concluso, ma mancava un dettaglio, quello della consegna degli attestati, quindi il superamento dell'esame, eccetera. E oggi siamo proprio qui a Uta perché c'è questo bel momento di confronto con le detenute. Sono riuscite a superare l'esame 8 detenute e con loro vedremo i lavori che hanno realizzato, un lavoro di grande qualità, devo dire, perché non si è limitato solamente alla formazione e alla capacità di utilizzare i programmi come WordPress o insomma Office, i programmi Office, ma anche hanno lavorato su PowerPoint, realizzando e trasmettendo le loro storie attraverso questo lavoro grafico. Sono lavori creativi, molto interessanti e veramente siamo soddisfatti, orgogliosi del lavoro che hanno fatto. Don't need these hoes, I'm getting money, me and all my woes. Play with me, you know it's all I want. The young niggas going all out for. Bloggers in a frenzy, truck to the Bentley. Ain't doing no interviews, I'm busy, nigga, we litty. So when you see me out, don't ask me about that to a half. Turn that to an ounce, I got some shit in the stash. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes.
mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pensare. Dottoressa, un lavoro che non è stato soltanto un lavoro tecnico ma anche di immaginazione. Di immaginazione e anche di cuore, perché nel momento in cui ti lavori e cerchi di trasmettere competenze digitali, perché sono competenze tecniche, ad un gruppo di persone che ha voglia di imparare, ha sete di imparare, deve iniziare da zero, sa che per loro è fondamentale acquisire le competenze digitali, perché se vuoi vivere anche una vita normale devi comunque acquisire competenze digitali. È stata una scommessa importante che abbiamo vinto, tant'è che reitereremo il progetto, manterremo comunque un contatto con il carcere, continueremo a fare questa attività, anche se cadenzata ogni 15 giorni mensilmente, però continueremo perché ci siamo resi conto che loro hanno molta voglia, sono state delle studentesse modello, hanno seguito con interesse e con passione e l'hanno fatto proprio con l'intento di prepararsi al dopo. È stato un progetto per l'alfabetizzazione dell'informatica, ma non solo, perché oggi vengono anche consegnati degli attestati, quindi c'è anche una remunerazione. Sì, assolutamente sì. Allora, chiaramente questa che è stata organizzata a UTA è una vera e propria formazione, quindi come tutti i progetti formativi prevedono, in base alla frequenza delle persone che ne fanno parte, prevede una remunerazione, ma noi andiamo come diciamo area trattamentale, area educativa, andiamo al di là di quello, cioè la remunerazione è chiaramente sempre importante perché in un modo come l'altro per sostenersi economicamente da parte delle detenute, ma noi andiamo oltre, cioè questo corso ha avuto il pregio di fornire delle competenze che oggi sono assolutamente importanti nel mercato del lavoro. Sappiamo che insomma il computer è presente ovunque e quindi era importante che molti di loro che non sapevano neanche cosa fosse, come si utilizza, abbiano avuto questo tipo di scuola, di corso. Ovviamente c'è la volontà già espressa da parte delle organizzatrici di proseguire, anche se il corso diciamo oramai è finito, l'attività proprio per fare in modo che quel poco che si è acquisito, quello che si è acquisito, rimanga e non svanisca. Quindi questa è l'importanza del corso. Direttore, uno dei tanti progetti istituzionali del carcere per un inserimento non solo all'interno ma anche all'esterno. Sì, noi cerchiamo sempre di qualificare i nostri detenuti proprio per prepararli al mondo esterno, che è la cosa più importante, perché nel nostro mandato istituzionale è la risocializzazione. E senza un'attività lavorativa solida questa risocializzazione non può essere attuata, ecco, semplicemente questo. Un lavoro al computer, ma non solo, perché c'è anche l'indicizzazione, che è quella, la possibilità di imparare poi anche tanti altri argomenti. Sì, no, diciamo la cosa più importante è imparare un lavoro, specializzarsi in una branca che è molto importante perché oggi con la tecnologia, con l'informatica si fa tutto, ormai è tutto informatizzato e quindi permettere ai detenuti di acquisire una specializzazione in questo settore è fondamentale. Diciamo che è una cosa molto utile per il loro reinserimento nella società. Bentornati alla nostra rubrica Farmacia 2.0, una nuova rubrica che è dedicata alla scoperta del microcosmo della farmacia. Vi parleremo anche oggi di quelli che sono i servizi disponibili nelle farmacie di telemedicina, ma soprattutto la vicinanza, come sempre, alle esigenze delle persone. E lo faremo anche oggi con la dottoressa Maria Pia Orru di Federfarma Cagliari e Sud Sardegna. Buonasera dottoressa Orru, bentornata a Farmacia 2.0. Questa sera le chiederò la differenza fra un farmaco generico e un farmaco brandizzato di marca, perché le persone da quel punto di vista, i pazienti, spesso fanno confusione. Buonasera a tutti e bentornati a Farmacia 2.0.
Allora, grazie Umberto, questa è una domanda veramente molto importante perché ancora oggi purtroppo la gente fa confusione tra farmaco generico, farmaco di marca, non si fida, non sa, non vuole, ha paura che il farmaco sia diverso. Allora, io vorrei invece spiegarvi bene che cosa vuol dire, che cos'è un farmaco generico, che la cui nuova terminologia è farmaco equivalente, però continuiamo a chiamarlo generico perché le persone ormai sono abituate a usare questa terminologia e se cambiamo terminologia magari la gente pensa che sia un ulteriore farmaco, invece continuiamo a chiamarlo farmaco generico come tutta la popolazione lo conosce. Allora, cosa succede? Nella vita di un farmaco, per coprire i costi di produzione di un farmaco da parte delle aziende, l'azienda ha un brevetto che dura circa 20 anni. Una volta scaduto questo brevetto, quindi che l'azienda si è rifatta dei costi fatti per la produzione di questo farmaco, qualsiasi azienda farmaceutica può produrre questo farmaco. Quali sono le differenze? Le differenze sono semplicemente nell'uso degli eccipienti. Gli eccipienti sono i componenti che compongono il farmaco, il medicinale, ma dal punto di vista quali e quantitativo del principio attivo, che quindi è il farmaco che agisce, sono assolutamente uguali. E questo ultimamente è una cosa molto importante da capire e da spiegare alla popolazione. Perché? Perché stiamo andando incontro, l'abbiamo visto in questi ultimi 3 anni, vuoi un po' per il Covid, vuoi un po' per la guerra, vuoi un po' per tante situazioni, molti farmaci vengono a mancare, sono venuti a mancare. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo sostituito con il farmaco generico, laddove non c'era il brand, oppure laddove non c'era il generico abbiamo sostituito con il brand. Quindi chiedete sempre al farmacista e anche al vostro medico assolutamente la possibilità di poter utilizzare gli altri farmaci, perché se è molto meglio utilizzare, comunque continuare a utilizzare il farmaco piuttosto che interrompere la terapia. Quindi prendere un generico al posto del brand, magari si tratterà di piccolissime differenze in che cosa? Nell'assorbimento del farmaco, invece che assorbire 10 assorbirà 9, ma questo può capitare anche con il brand. Non sempre il farmaco brandizzato ha l'assorbimento totale del principio attivo, può dipendere anche dalle condizioni di salute o di patologia del paziente. Quindi farmaco brand e farmaco generico, laddove serve, assolutamente usateli con tutta tranquillità e tutta serenità. Quindi questi farmaci sono disponibili per soddisfare il fabbisogno, soprattutto quando il brand non c'è sul mercato? No, ma anche per diminuire la spesa, perché costano meno. Non avendo avuto i costi di produzione del farmaco brand, i farmaci generici non hanno quasi mai aggiunte, mentre invece il brand mantiene un prezzo più alto e quindi la popolazione deve comunque aggiungere una quota differenza, che comunemente chiamiamo ticket, ma che non è un ticket, è semplicemente la differenza di costo tra il brand e il generico. Quindi se il cittadino, il paziente prende il generico non paga niente, se invece prende il brand aggiunge una piccola quota. E dal vostro osservatorio, quando viene proposto il generico, c'è accoglienza o c'è sempre curiosità? Ma diciamo che dopo tutto il lavoro di questi anni, piano piano la gente inizia a fidarsi di quello che dice il farmacista, e questo è senz'altro molto importante. Non dimentichiamoci che noi siamo il tecnico del farmaco, quindi siamo noi quello che conosciamo come è fatto il farmaco. Per cui devo dire che la cittadinanza ci riconosce senz'altro questo ruolo. Qualcuno è sempre un po' restio, perché una volta che si trova bene con un farmaco, come ho spiegato prima, qualche volta l'assorbimento può essere leggermente inferiore o anche superiore a volte, e questo dà magari in alcuni farmaci la sensazione che il farmaco non funzioni alla stessa maniera. Però diciamo che per la stragrande maggioranza dei farmaci questi funzionano come devono funzionare. Bene, grazie dottoressa Orru, come sempre. Noi ci rivediamo la settimana prossima con Farmacia 2.0. Grazie mille a voi e ci vediamo presto.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. 200 delegati in rappresentanza di 19 federazioni di lavoratori e delle 8 unioni sindacali territoriali in cui si articola la presenza della CISL in Sardegna e promuovere un protagonismo positivo del mondo del lavoro e del sociale in un cambiamento già in atto che riguarda temi dello sviluppo e della inclusione e coesione sociale, che il sindacato confederale deve promuovere con le sue proposte e declinare anche attraverso la dimensione organizzativa, fatta di tutele e servizi diffusi sul territorio. Con lo slogan "Guidiamo il cambiamento", al via in fiera una partecipata assemblea organizzativa sui temi del lavoro sociale e grande attenzione per la qualità della vita di coloro che nell'isola si trovano in condizioni di maggiore difficoltà. I lavori si sono aperti con l'intervento del segretario generale della CISL, Gavino Carta, poi è stata la volta della relazione della segretaria organizzativa Federica Tilocca e dopo il dibattito che ha avuto per protagonisti unioni sindacali, federazioni, enti e associazioni, ha chiuso i lavori il segretario confederale Andrea Cuccello. È appena terminata l'assemblea organizzativa organizzata in fiera dalla CISL, con quali obiettivi? Ma gli obiettivi ovviamente sono quelli di lanciare le proposte del sindacato sul dove andare, quindi le proposte per una partecipazione della componente sociale, quindi dei lavoratori, dei pensionati, di coloro i quali ambiscono anche a entrare nei luoghi di lavoro e come andarci attraverso la capacità organizzativa, la presenza sui territori, la presenza organizzata sui territori con categorie, con confederazioni, con uffici, con servizi, in maniera tale spesso anche da supplire delle carenze che lo stesso pubblica amministrazione ha nel rapporto con i cittadini, quindi questo è un elemento
per noi di grande importanza, che ogni 2 anni si fa, insomma, a cavallo della scadenza congressiva dei 4 anni, per mettere a punto la macchina organizzativa. E nel corso di questa assemblea c'è stato spazio, molto spazio, per le difficoltà di una larga parte della popolazione regionale. Certo, al di là dei temi nazionali che sono stati ripresi dal segretario nazionale Andrea Cuccello sui temi del confronto con il governo sulla manovra finanziaria, c'è tutto il tema ovviamente del confronto con il governo regionale. Oggi è stata esitata, a quanto pare, la variazione di bilancio di circa 800 milioni di euro al Consiglio regionale. Non c'è stato alcun confronto con il sindacato, quindi noi intendiamo aprire immediatamente, da subito, un confronto serrato su questo per dare il nostro contributo nell'individuazione delle priorità. Questo sia nei confronti della Giunta ma anche nei confronti del Consiglio, ovviamente nelle specifiche commissioni alle quali chiederemo di essere auditi. A questo punto il nostro telespettatore si chiede quali sono le vostre priorità. Le nostre priorità sono, a partire il tema della sanità in primis, come elemento alla base dei diritti di cittadinanza dei cittadini, intanto sulla salute, il tema delle politiche attive del lavoro e il rilancio di un piano per il lavoro che non sia assistenziale ma che metta al centro i veri bisogni e consegni ai bisogni ovviamente di occupazione e formativi, consegnando ai giovani, alle donne in primis, ma anche a coloro i quali sono fuoriusciti dal ciclo produttivo e ambiscono a rientrarci, quelli disoccupati di lunga durata, di rientrare nei pieni diritti di cittadinanza del lavoro. Uno dei grandi problemi che stiamo affrontando in questi momenti è il gran numero di richieste che riguardano la transizione energetica. La Sardegna si potrebbe ritrovare in una nuova servitù. Non è tanto il fatto di avere delle servitù o meno, si tratta di individuare le aree realmente idonee per insediare questi opifici produttivi, quindi le rinnovabili intese come fonti ovviamente di transizione verso la transizione ecologica. Queste fonti devono essere autorizzate attraverso un percorso chiaro, una legge nazionale, una legge poi regionale che definisca i luoghi e gli ambiti, ma soprattutto anche la possibilità di creare nuova occupazione e filiere occupazionali attraverso questa, che può essere una grande opportunità e non una servitù. Occorre ovviamente che qua la politica faccia in modo che questo sia un elemento virtuoso, come noi pensiamo debba essere, piuttosto che un elemento di sofferenza. E a proposito di politica, a febbraio si va alle elezioni, ormai non si parla d'altro, come vi posizionereste? Ma noi ci posizioniamo ovviamente come sempre dalla parte dei lavoratori e dei pensionati, dei cittadini in generale. Il tema è quello di affermare i loro diritti e occorre ovviamente farlo in un momento anche molto complicato nel quale la campagna elettorale spesso lascia poco spazio a questi aspetti, ma si concentra su una contesa fra le parti in causa. Noi crediamo che invece bisogna riportare la discussione sul merito e anche in corso di campagna elettorale non mancheremo di coinvolgere tutte le forze politiche intorno alle vere priorità del sindacato, che come abbiamo detto sono quelle della salute, del lavoro, della formazione, della scuola, delle politiche attive e dei diritti di cittadinanza in ultima istanza per tutti i cittadini sardi. Ultima domanda che riguarda un vostro bilancio di questi 5 anni del governo Solinas. Moltissimi ritardi accumulati, poche riforme fatte, nodi strutturali ancora non affrontati, il tema dell'energia, il tema della sanità, con tutte le difficoltà ovviamente che rinvengono anche da più lontano rispetto alla legislatura, ma questa legislatura che ha incontrato ovviamente 2 anni di pandemia, al di là dei 2 anni di pandemia non ha affrontato i veri nodi, crediamo, che riguardano lo sviluppo della regione, e occorre anche fare in modo che le ingenti quantità di risorse a disposizione vengano programmate e messe a terra, insomma, ed attuate. Questo è un problema che c'è nella pubblica amministrazione regionale, negli enti locali. Le difficoltà stesse nel mettere a terra i programmi e i progetti del PNRR sono lì a testimoniarlo. Occorre quindi che si prenda
in mano questa questione in maniera anche trasversale, cercando di dar gambe a quelli che sono i programmi anche di ciascuna giunta, ma cercando ovviamente di non bloccarlo nella macchina burocratica, ma di farlo camminare. E qua purtroppo sono mancate anche le decisioni, non solamente la burocrazia, sono mancate anche le decisioni politiche spesso. E voi siete stati particolarmente severi nel momento in cui la Corte dei Conti ha fatto il rilievo che riguardava il 2022, quasi 3 miliardi sono rimasti in cassa. Certo, leggo sulla stampa di oggi che anche l'assessore al bilancio ritiene che sia urgente spendere, insomma, le risorse della variazione di bilancio per non dar luogo ad un elevato residuo di spesa. Questo è un problema che la Regione ha e che bisogna affrontare nel più breve tempo possibile. In 5 anni anche le politiche del lavoro, per dirne alcune, in 5 anni sono partite poco e male. Si sta in qualche modo cercando di dare una svolta in quest'ultimo periodo, ma non si possono recuperare 5 anni di mancata programmazione, questo è un po' il tema, programmazione ed attuazione. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ed eccoci con Andrea Cuccello, con il quale, dopo aver parlato con il segretario regionale dell'ambito isolano, delle problematiche che riguardano la Sardegna, vediamo di espandere la nostra attenzione al campo nazionale. Tanti problemi, soprattutto di carattere geopolitico internazionale, gli eventi dell'Europa dell'Est, il Medio Oriente, l'inflazione, una grande difficoltà sotto il profilo economico. Sì, siamo ovviamente all'interno di un contesto che, come giustamente lei ha ben descritto, è preoccupante perché si agitano venti di guerra, un'instabilità a livello internazionale che ci preoccupa molto. I fatti che accaduti il 7 di ottobre in Israele con l'efferato attentato terroristico da parte di Hamas ha incendiato una zona molto pericolosa del mondo. Noi chiaramente preghiamo per quelle vittime, preghiamo anche per il fatto che ci possa essere una composizione di una situazione che comunque resta molto delicata. Rispetto a questo ovviamente c'è anche la preoccupazione che possa anche peggiorare soprattutto il tema delle questioni legate all'energia. Pensiamo al petrolio. Fino adesso ancora non c'è stato una scussione che si sarebbe potuto immaginare, però abbiamo visto che con la guerra in Ucraina scatenata da Putin abbiamo visto poi che cosa è venuto a determinarsi. Noi siamo impegnati in questi giorni su tutto il territorio nazionale su una serie di assemblee, di cui oggi si tiene anche una importantissima qui in Sardegna, proprio per ragionare innanzitutto rispetto alle nostre tematiche organizzative, ma anche per raccontare un po' lo scenario a livello nazionale e quello che stiamo facendo con il governo. Voi sapete che in questi giorni è stata presentata la legge di bilancio, una legge di bilancio sulla quale noi abbiamo dato un giudizio articolato, con alcune luci e alcune ombre.
ci sono delle parti importanti, quindi un'attenzione a quello che è il mondo del lavoro con la conferma del cuneo fiscale per tutto il 2024, quindi una dotazione economica molto importante che porterà all'incirca insieme al riconoscimento su un'aliquota unica del 23% fino a 28.000 euro soldi a quelli che noi rappresentiamo, ai lavoratori dipendenti. Poi c'è tutta un'altra parte che ovviamente diamo un giudizio positivo perché ci sono le risorse di circa 5,2 miliardi di euro per quanto riguarda i rinnovi dei contratti del pubblico e anche importanti risorse riguardanti la sanità, che nell'arco del triennio dovrebbero sommare, cubare circa 9 miliardi di euro. Noi quello che diciamo al governo è anche di ragionare rispetto alla valutazione, di prendere anche le risorse dell'Europa che vengono dal MES sanitario. Noi riteniamo che questo debba essere un dibattito che debba riprendere all'interno della maggioranza perché siamo un paese che sta invecchiando, che quindi ogni anno per effetto trascinamento porta un quantitativo di persone importante verso forme patologiche importanti e abbiamo bisogno di investire nella sanità perché spesso e volentieri quando andiamo negli ospedali noi vediamo la grande difficoltà degli operatori stessi perché sono pochi e soprattutto nel corso del tempo sono anche aumentati come età anagrafica. Allora c'è bisogno di investire e di farlo bene. Poi queste sono, diciamo così, le luci e poi c'è un'ombra che ovviamente non abbiamo mancato di segnalare che riguarda tutta la questione previdenziale. Perché sulla questione previdenziale avete visto che nelle giornate che si sono alternate le varie bozze della legge di bilancio avete visto che ci sono stati dei momenti nei quali si è parlato di quota 104, siamo riusciti a sterilizzare questa cosa ma anche quota 103 non ci è piaciuta per come è stata costruita perché ha messo degli elementi di difficoltà per il raggiungimento pensionistico e sui quali noi chiediamo al governo ovviamente nel dibattito che ci sarà nei prossimi giorni e con gli incontri che faremo con i gruppi parlamentari proprio di rimettere in discussione questo principio. Ci rendiamo conto che la strada è stretta per le cose che diceva anche lei, quindi significa anche una dotazione economica debole per le motivazioni che dicevamo prima, però noi riteniamo che questa parte debba essere affrontata, così come noi siamo convinti che debba essere affrontata con l'assoluta velocità che i tempi ci impongono, anche della costruzione di una pensione di garanzia per i giovani. Perché nel corso del tempo una precarizzazione del mercato del lavoro, il fatto che si entra sempre più tardi all'interno del mondo del lavoro, va costruita una pensione di garanzia e anche per le donne, quindi la reintroduzione per come funzionava precedentemente per opzione donna, che lo riteniamo un altro elemento importante che debba essere reinserito in una discussione che è importante per il nostro Paese. Così come, è l'ultima cosa che dico, noi avevamo avanzato anche proposte rispetto al finanziamento sulla legge che è stata approvata negli ultimi giorni del governo Draghi, importantissima, la legge sulla non autosufficienza, sempre una questione che riguarda gli anziani perché riteniamo che quella sia un asset, un elemento sul quale investire perché spesso e volentieri le famiglie non ce la fanno da sole e noi siamo convinti che le famiglie abbiano bisogno di servizi. Ecco. Quindi diciamo che questo ho cercato di racchiudere nel tempo più veloce possibile, insomma quello che è il pensiero della CISL. Per fare questo noi nei giorni scorsi abbiamo fatto un esecutivo a livello nazionale dove non le sarà sfuggito insomma, che già le altre organizzazioni sindacali di CGIL e UIL avevano avanzato proposte di sciopero generale. Noi riteniamo che le condizioni per lo sciopero generale non ci siano, siamo convinti che fare uno sciopero in questo momento dove c'è una fragilità anche delle imprese che vanno aiutate e sostenute, noi riteniamo che sia un errore, così come è un errore anche sparare lo sciopero generale che è un istituto straordinariamente importante, un diritto dei lavoratori sacrosanto, ma che va utilizzato con estrema cautela anche perché si perde il senso se non utilizzato nel modo giusto. Noi abbiamo proposto una manifestazione da concordare di sabato, l'abbiamo proposta a CGIL e UIL proprio perché vogliamo portare a conoscenza anche nei luoghi di lavoro, lo stiamo facendo in questi giorni, delle luci che le accennavo e delle ombre, ma soprattutto in modo costruttivo tentare di cambiare quelle cose che riteniamo più fragili all'interno della legge di bilancio. Nel corso dell'assemblea a Cagliari in Sardegna si è parlato anche di contrasto alla povertà. C'è una fascia
molto grande, molto importante, sia nell'isola che a livello nazionale, di persone che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Sì, allora sulla questione della povertà, come lei sa, dal 1 gennaio del 2024 partirà la misura che è sostitutiva del reddito di cittadinanza. Noi sul reddito di cittadinanza come CISL, ma anche come Alleanza contro la povertà, che è un'associazione di associazioni, dove nel corso del tempo abbiamo costruito insieme, in modo proficuo, insieme ad altre organizzazioni, quello che poi nel corso del tempo era prima il REI, poi diventato il reddito di cittadinanza, oggi è il nuovo meccanismo che permetterà alle persone di avere un sostentamento. Noi abbiamo fatto delle richieste proprio per fare in modo che possa essere ricompresa la scala di equivalenza, che è notevolmente cambiato col nuovo strumento e che riguarda solamente quelle persone che di fatto hanno una non occupabilità all'interno del mercato del lavoro. Più siamo convinti invece che vada sostenuta e rafforzata quella capacità di saper permeare all'interno del mercato del lavoro e quindi matchare le esigenze del mercato del lavoro con tutti gli occupabili, perché noi riteniamo che il primo elemento di contrasto alla povertà è creare cittadinanza all'interno del mondo del lavoro, in un mercato del lavoro che deve saper costruire, insieme alle organizzazioni sindacali e alle parti datoriali, le condizioni per lavori di qualità, ben contrattualizzato e soprattutto che dia anche delle prospettive di crescita per le persone. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In una pausa dell'Assemblea ne approfittiamo per conoscere quali sono stati i momenti più importanti, i passaggi più importanti della relazione di Federica Tiloc. Beh, sicuramente il passaggio più importante è che noi che ci definiamo da sempre il sindacato popolare, quindi il sindacato che sta vicino alla gente, richiamiamo il valore della prossimità. La prossimità non è uguale in Lombardia come in Sardegna, la prossimità in Sardegna significa tenere accese le sedi, le nostre sedi, le luci delle nostre sedi, continuare a stare nel territorio e continuare a
fare la battaglia, perché così come previsto anche nel PNRR lo sviluppo della Sardegna riparte dai piccoli comuni e noi decidiamo di rimanere nei piccoli comuni e continuare a svolgere lì la nostra opera. Federica, ne parlavamo con il vostro segretario per quel che riguarda i pensionati. 25% della popolazione oggi vive grazie all'INPS. Sì, certo, questa è una situazione e quindi per noi è importantissimo continuare nel discorso che facevo prima, perché i nostri pensionati stanno nei paesi, stanno nei piccoli centri. Noi dobbiamo dare vita agli anni, come ormai è uno slogan molto frequente anche nostro dentro la CISL. Dobbiamo proprio dare loro la possibilità di continuare a essere parte integrante di questa società e stargli vicino, perché sono completamente abbandonati. Le istituzioni, lo Stato hanno abbandonato i pensionati, hanno abbandonato i piccoli centri e noi per questo motivo noi invece staremo a fianco a loro, con quello slogan di sindacato, come ho detto prima, il sindacato popolare che ci deve caratterizzare per sempre nella storia della CISL. Grandi problemi nel corso di questo 2023, subito dopo la pandemia, per quel che riguarda la sanità in Sardegna. Sì, anche lì dovevamo uscirne migliori, invece mi sa che questo slogan non ha funzionato per niente, non ne siamo usciti migliori. La sanità, sappiamo com'è la situazione in questo momento in Sardegna e anche lì ci vuole una svolta, anche lì bisogna a questo ultimo scorcio di giunta dirgli che la sanità in questo momento col lavoro sono i due temi più importanti e si devono dare una mossa, e dirlo alla prossima giunta, perché non è possibile che siano ricominciati così i viaggi della speranza verso l'esterno. Le persone hanno diritto a curarsi e a curarsi bene in Sardegna. Molti vanno fuori non solo perché ci sono i tempi lunghi di attesa, ma perché vogliono una garanzia, soprattutto in malattie molto gravi, di poter avere una certa serietà. Noi in Sardegna l'abbiamo, ma abbiamo a macchie di leopardo. Dobbiamo costruire una Sardegna che abbia la sanità buona per tutta la popolazione. Gran parte dei giovani, soprattutto all'interno della Sardegna, non studiano e non lavorano. La percentuale è altissima. Questo è un altro dei nostri grossi problemi. Noi lo diciamo sempre, la partenza dei giovani per noi è un grosso handicap. Però ci dobbiamo fare anche un'altra domanda. I nostri giovani partono, ma non arrivano neanche i giovani da fuori. Noi non siamo una ragione attrattiva né per i nostri giovani né per gli altri. C'è una cosa che ci può salvare, è la digitalizzazione. Anche l'altro giorno se ne è parlato in un convegno, ma noi lo diciamo da tempo: se la Sardegna col PNRR fosse digitalizzata, noi potremmo permettere a tanti giovani che lavorano anche smart working a Milano, Torino, i nostri figli, di rientrare in Sardegna e di attirare anche quei nomadi digitali, che sono tantissimi in Europa e nel mondo intero, che potrebbero trovare spazio nei nostri piccoli centri. E a proposito dell'interno della Sardegna, siamo alle conclusioni. Federica, c'è una grande opportunità nel cuore della Sardegna, a Lula, il progetto Sosenatos, le Isten Telescope, che potrebbe valere 35.000 posti di lavoro. Anche lì quanto stiamo preparando tutto questo intorno a questo progetto. Se dovessimo vincere c'è sempre qualcuno che si propone, sempre più vicino, quindi la paura di perderlo è tanto, ma noi dobbiamo continuare a far valere la nostra forza. Ma la nostra forza vuol dire anche preparare le strade per arrivarci. Ci chiedono di avere le scuole lì e invece parliamo di dimensionamento scolastico, ci chiedono di avere trasporti diversi, ci chiedono di avere intorno a questo grande opportunità, di avere altre opportunità del territorio. Se noi non le costruiamo, questo sarà un grosso handicap nel darci la possibilità di far partire veramente questo progetto. Dobbiamo costruire intorno quelle famose infrastrutture materiali e immateriali per poter veramente far arrivare le persone e far crescere l'economia attraverso questo grande progetto, che è un grande progetto internazionale, ma che è una grande opportunità, ed è anche un'opportunità proprio di far crescere quella zona in tanti termini. Sempre con questo ci tengo a dirlo, l'abbiamo messo anche in relazione ed è una cosa che la CISL nazionale ci tiene molto. Noi abbiamo fatto un accordo con la Fondazione Falcone perché crediamo molto nella legalità. Oggi infatti qui con noi abbiamo anche Andrea Cuccello, che proprio ha la delega per la legalità nella CISL nazionale. Oggi c'è bisogno che la CISL
impari anche ad essere soggetto sociale che vigili su questo campo, perché un progetto così importante come quello, e anche le ultime cose che sono successe in Sardegna, che non sto a richiamare il giudiziario perché ancora è tutto in alto mare, quindi non facciamo non discutiamo di cose che ancora la giustizia deve prendere atto, di cui deve prendere atto e fare i conseguenti processi, ma guardate che uno sguardo alla legalità in Sardegna bisognerà darlo, sia col PNRR che con questa grande opportunità che abbiamo in Lula. E continuiamo il nostro viaggio nel mondo della CISL. In questo caso parliamo di coloro che sono protagonisti del mondo del lavoro che è stato, i pensionati, che probabilmente sono anche quelli che stanno soffrendo di più questo momento in cui il valore del denaro si è ridotto moltissimo. Sì, notevolmente, soprattutto per l'aumento dei prezzi. Noi pensionati stiamo ancora di più avendo difficoltà proprio per, come dire, sbarcare il lunario. I provvedimenti che il governo ha assunto in parte sono per alcune fasce buone, ma per altre parti no, quindi luce e ombre per quanto riguarda i pensionati. Segretario Farina, 2 settimane fa abbiamo visto i dati dell'INPS, il 25% della popolazione della nostra regione vive e va avanti grazie al sostegno di una pensione. Sì, e purtroppo il dramma è che non essendoci lavoro, i pensionati sono anche coloro che fanno da ammortizzatore sociale all'interno delle famiglie, e questo in qualche modo aumenta ancora di più le difficoltà dei pensionati e delle famiglie. Quali sono le vostre richieste per il futuro? Come si può venire incontro a questa grande fascia della popolazione? È aumentando sicuramente la rivalutazione completa. Anche questa volta il governo non ha rispettato una norma di legge che prevede la rivalutazione piena delle pensioni. Noi abbiamo necessità e noi continueremo la nostra battaglia come CISL affinché il governo nella finanziaria del 2024 debba aumentare e completare la rivalutazione ai pensionati. Ecco, spieghiamo al telespettatore, quando parliamo di rivalutazione, basarsi sulla percentuale di riduzione del valore della moneta sulla pensione. Ma certo, lo facciamo proprio questo. Noi vogliamo che venga adeguata la pensione rispetto all'indice di inflazione che si ha nel Paese, in modo tale da dare un minimo di respiro e qualche euro in più ai pensionati che hanno più difficoltà di tante altre categorie. E siamo in chiusura di questo speciale dedicato all'assemblea della CISL. Una assemblea partecipatissima, lo ricordiamo, 200 delegati arrivati da tutta la Sardegna, e nella famiglia della CISL al vertice da 25 anni c'è Giorgio Vargiu, che ha come obiettivo la tutela del cittadino, che diventa sempre più difficile perché oggi il cittadino, grazie alle nuove tecnologie, viene assaltato dalla mattina alla sera da persone che gli vogliono vendere qualcosa. Come ci possiamo difendere? Come ci possiamo difendere sta diventando sempre più difficile, perché comunque le associazioni dei consumatori che ci mettono tutto il loro impegno per tutelare il cittadino in quanto consumatore o utente della pubblica amministrazione ha sempre meno poteri, ha sempre meno capacità di intervenire per un'adeguata tutela dei consumatori, perché comunque ogni giorno i cittadini, i consumatori sono attaccati da tutte le parti in maniera incredibile e vergognosa, senza che le istituzioni provvedano comunque a prendere delle iniziative, a prendere dei provvedimenti, a stabilire i provvedimenti che tutelino i consumatori e diano maggiori e reali poteri alle associazioni per questa tutela. Adesso le azioni tipiche delle associazioni dei consumatori sono le azioni di classe, le azioni inibitorie, le azioni risarcitorie, le singole cause, le singole vertenze, ma è difficilissimo riuscire comunque a portarlo a compimento anche per i tempi della giustizia italiana. Tutto è iniziato con il mercato libero, quindi parliamo di telefonia, di energia. Ci sono delle società
che hanno come obiettivo i più maturi, i più anziani, le persone che possono cascare più facilmente nella rete. Allora, questo è una parte del problema. Il problema principale in Italia per quanto riguarda i consumatori è il fatto che le aziende non hanno una responsabilità sociale spiccata, ma anzi, se possono, mettono le mani in tasca indebitamente ai cittadini. Di cosa parlo? Parlo delle pratiche commerciali scorrette. Per curiosità, andate nel sito dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato. L'autorità commina circa 100 e passa milioni di euro di multa all'anno e sono sempre in aumento. Se queste multe non riescono a fare da deterrente nei confronti di chi si comporta male, delle aziende che si comportano male, guardate, ci sono tutte, in tutti i settori, piccole, grandi e medie, e tutti quanti tentano in tutte le maniere di mettere le mani in tasca indebitamente ai consumatori. Se queste aziende non si sentono comunque in dovere di comportarsi bene perché altrimenti l'autorità le sanziona, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. E qual è la cosa che non funziona? Non funziona il fatto che l'Italia, come Stato membro, quando ha recepito la direttiva comunitaria, quello che è il codice del consumo, sul diritto del consumatore, si è dimenticato l'ultimo pezzo. Cioè sulle pratiche commerciali scorrette ha dimenticato di recepire la direttiva nella parte nella quale si prevede il risarcimento automatico del maltolto. Spiego ancora meglio. Fatto 100 una pratica commerciale scorretta, mettiamo 100 milioni. L'autorità garante su nostra segnalazione magari apre un procedimento, dura qualche anno, gli mette anche il massimo 5 milioni di multa, ma ne rimangono 95. Siccome non c'è stato mai nessuno in Italia che sia stato comunque rinviato a giudizio per pratiche commerciali scorrette che vi sono consapevoli, per cui sono da considerarsi delle vere e proprie truffe, allora l'azienda che si comporta male non paga pegno. E magari paga anche 5 milioni, sempre che il TAR del Lazio glieli lasci, altrimenti glieli toglie per una virgola sbagliata, ma questi 5 milioni sono una inezia. Il 95%, cioè 95 milioni nel caso di esempio, gli rimangono in tasca. Ma in quale Stato del mondo si prevede che quando si becca un ladro con la refurtiva si condanna il ladro a una sola sanzione e poi gli si dice tu la refurtiva te la tieni o la devi restituire? Questo è quello che succede in Italia. Conclusioni: in questi 25 anni alla guida di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargio si è ritrovato spesso a confrontarsi con una struttura, con un gigante che si chiama Abbanoa, che ha il compito di irrorare l'acqua in quasi tutta l'isola. Sono cambiati diversi presidenti, diverse gestioni, oggi le cose come stanno andando? Sono migliorate o no? No, non sono migliorate. Avevamo fatto un accordo nel 2019, un famoso e storico accordo, il più ampio e il più importante in Italia tra un'associazione di consumatori e un'azienda di servizio, riguardava 720.000 utenti, per cui enorme. E questo accordo è stato completamente disatteso da parte di Abbanoa. È cambiato il management, è cambiato il responsabile, il presidente, hanno fatto un consiglio di amministrazione e hanno stravolto e ribaltato tutto ed è rimasto privo di conseguenze positive per i consumatori quell'accordo. Dice adesso però come si stanno comportando? Quello è un accordo che riguardava le cose fatte in passato, le marachelle fatte in passato per le quali è stata sanzionata 3 volte dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato Abbanoa. Adesso come stanno comportando? Ancora oggi, ahimè, purtroppo continuano a negare i diritti dei consumatori e continuano a negare anche un confronto serio, costruttivo, che porti a risoluzione e al rispetto dei diritti dei consumatori. Ma la cosa che ci preoccupa non è solo questa, che già ci preoccupa abbastanza. Ci preoccupa il fatto che nel 2025 scadrà la convenzione tra la Regione Sardegna, o meglio l'autorità d'ambito, e Abbanoa e si deve rimettere a gara il servizio idrico in Sardegna. Questo ci preoccupa molto perché alle porte abbiamo i privati, e non privati italiani, ma abbiamo i privati spagnoli, le grandi multinazionali spagnole e la grande multinazionale francese, per cui il rischio concreto, se non si interviene per tempo,
è che d'ora in poi, dal 2025 in poi, ci sia una multinazionale estera a gestire l'acqua in Sardegna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si chiama Pula Letteraria, oltre i confini, ha l'ambizioso obiettivo di creare un nuovo indirizzo, un sentiero di conoscenza e scoperta che possa abbattere le barriere di qualsiasi natura ed essere percorso da chiunque, a prescindere dalle abilità personali. La manifestazione ha voluto portare la cultura oltre ogni confine, rendendola accessibile a tutti senza distinzioni. Durante l'evento sono intervenuti autori di libri, artisti, istituzioni, associazioni e Ollus in un'inedita celebrazione dell'inclusività. Una iniziativa che si pone l'obiettivo trasversale di ripensare le varie forme di espressione artistica mettendo l'accento sul linguaggio non verbale, così ampliando la comunicazione di cui la cultura ha bisogno per essere accessibile al di là delle abitudini comuni. Di una ragazza che scopre il suo posto nel mondo e anche il suo passato, quello della sua famiglia, compiendo un viaggio a Venezia e a Murano e frequentando questa scuola del vetro, una scuola prestigiosa che raccoglie solo 10 alunni in tutto il mondo, di cui lei farà parte. La diversità è cultura in qualche modo, e la cultura è diversità di pensiero, pensiero laterale, pensiamo soltanto a questo, e in genere gli artisti, quindi gli intellettuali, hanno sempre questa capacità di vedere le cose da un lato diverso rispetto al sentire comune. Il libro che presento si intitola Sì lo voglio, il sottotitolo è Storie di unioni civili, quindi si parla di unioni civili in Italia che sono legali e sono permesse dalla legge a partire dal 2016, quando è stata approvata la cosiddetta legge Cirinà, quindi assolutamente si parla di inclusività e di omosessualità, insomma si parla di amore e di affetto soprattutto. Il bordo del mondo è un romanzo che parla di periferia, parte dalle periferie geografiche e finisce con le periferie esistenziali.
È la storia di 3 adolescenti che sono circondati da persone che sono più o meno importanti per loro, o smettono di diventare importanti o diventano importanti per loro. Ha l'ambizione di raccontare l'universalità del sentirsi messi da parte, quindi quella specie di punticina di dolore che ci fa dubitare della nostra possibilità di essere centrali per qualcuno o nel mondo o al posto di qualcun altro a un certo punto. Sono felice di aver presentato il libro a Pula, tra l'altro di essere tra gli autori del primo festival letterario in questa città, che come hanno ben ricordato non c'è solo il mare. Mi è piaciuto tantissimo poter parlare davanti a un pubblico veramente gremito, soprattutto di donne. Quello è un po' sicuramente il mio pubblico, sia giovani. Il mio libro alla fine dà un messaggio soprattutto anche alle nuove generazioni, quindi per me l'inclusione è un tema molto importante che manifesto, anche perché il tema dei diritti civili per esempio è un tema che mi sta molto a cuore, quindi spero che anche con questo libro sia l'occasione di diffondere messaggi sicuramente positivi e inclusivi. Ma il libro è un libro che noi consideriamo importante, non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché la problematica è estremamente importante. È un libro che affronta il disagio e la sofferenza esistenziale di migliaia di famiglie con bambini con disturbi visivi ciechi che hanno una comorbilità per l'autismo che difficilmente, con difficoltà, viene diagnosticata. L'esigenza nasce da una promessa che bisogna mantenere. Papà ci stava lasciando, io l'ho guardato in quegli ultimi momenti, ho detto scrivere un libro su di te, poi ci ho pensato no, lo scrivo su di noi, insomma lo scriviamo sulla nostra famiglia, per cui oltre le gesta di papà che chiaramente sono il succo un po' del libro, quello che interessa un po' il lettore, devo dire che è un libro che potrebbe leggere anche chi di calcio non ne sa niente, perché è una storia di vita, una storia di famiglia, una storia tra un padre e un figlio che nasce in un modo, continua in un modo un po' tribolato e poi finisce chiaramente con la scomparsa di papà, ma soprattutto finisce con dei ricordi bellissimi. Grazie. Allora, La Cantatora è la storia di una donna molto importante nell'inizio del Novecento, anni 10, anni 20, è stata la prima cantante della storia sarda del canto a chitarra e era una vedova che si spostava di festa in festa a bordo di un calesse e sfidava i cantadores, cioè uomini che cantavano tra di loro appunto con l'improvvisazione poetica, e a un certo punto arriva lei e scardina totalmente questo mondo molto maschilista. Inizia la storia della musica sarda però al femminile. Ecco. La Fondazione quest'anno per la prima volta si è resa promotrice di questo festival che abbiamo chiamato Pula Letteraria Oltre i Confini, che non è una semplice presentazione di libri, ma insomma si è cercato di darle una connotazione originale per il fatto che è quasi un contenitore dove oltre appunto al dialoghi con gli autori ci sono anche altre forme di manifestazione artistica e si è voluto porre l'accento su diverse forme di comunicazione. La cultura insomma, per propagarsi, per essere diffusa, necessita di comunicazione e i canali di comunicazione non sono comunque soltanto quelli ordinari. Abbiamo scoperto, grazie anche alla partecipazione di artisti che vedremo sul palco, che la comunicazione può essere di diverso tipo. Il Comune di Pula, in collaborazione con la Fondazione Pula Comune Cultura Diffusa, ha organizzato la prima visita guidata per le persone con disabilità visive, quindi è stata effettuata una visita a Nora con un percorso realizzato apposta per loro, con una guida specializzata nell'aiutare in questa visita, e il Comune intende anche in futuro organizzare, anche per quello che sono gli altri siti che va a completare, organizzare comunque dei percorsi dedicati a chi ha queste disabilità e quindi ha necessità di un percorso particolare. Con l'apporto di un personaggio illustre come Dario Vergassola, ma anche gli autori sardi che si alterneranno qui sul palco del Teatro Maria Carta di Pula,
Pula diventa un centro culturale, diventa un centro di condivisione, di promozione, ma anche di inclusione, perché tante sono le tematiche che verranno affrontate in questi giorni, soprattutto tematiche relative alla disabilità, come la disabilità visiva, ma anche l'autismo. Saranno tanti gli spunti che saranno forniti da questo festival letterario e noi ci auspichiamo caldamente che questo sia soltanto l'inizio di una lunga serie di appuntamenti di Pula Letteraria. Allora, intanto l'offerta di venire a presentare questo festival è straordinaria, non capisco perché ancora l'hanno fatta. Come dice mia moglie, finché non se ne accorgono te vai, quindi io verrò qua, farò dei disastri e cercherò di fare molto interessanti, di dare delle disabilità, delle abilità e soprattutto capire anche come si comportano i nostri scrittori e soprattutto sono io che li metterò alla gogna un attimo. No, in realtà non è così pesante, però cerchiamo di fare un'intervista abbastanza, non dico insolente, ma che ci avvicina un po' al cazzeggio. Soprattutto sui sardi, su tutti gli scrittori, sono venuto a dei festival fantastici che fanno in Sardegna, mi sono trovato alle 4 di notte a mangiare delle cose, degli animali che pensavo che fossero estinti. La mia parte vegana si è suicidata e il Canonau ha il suo perché, è il famoso filo di faro. Tutti diciamo sembra banalità, ma per noi che arriviamo dal continente, come si diceva una volta, è una grande meraviglia. Quindi so di cosa si parla più o meno a occhio e ho degli autori molto bravi che leggono libri da parte mia, quindi mi preparano anche le domande e tutto, faccio solo leggo e basta. E lo dico, non sono come certi politici che si preparano a tornare su, che dicono che hanno letto il libro e per l'ultimo momento scopre che non l'hanno letto. Io dico già che non l'ho letto, quindi è tutto grasso che cola. Allora, l'idea del festival nasce da tempi lontani, abbiamo voluto farlo fortemente adesso perché era l'unico momento in cui Dario era libero, quindi per me era importante che ci fosse lui, proprio per arrivare a raggiungere un pubblico che non è il solito pubblico del festival letterario probabilmente, ma era un modo per poter arrivare un po' a tutti. Abbiamo cercato di unire tanti elementi come l'inclusività. Infatti c'è stata la presenza dell'interprete in linguaggio dei segni, quindi abbiamo cercato di raggiungere chi non può sentire come sentiamo tutti, chi non può vedere come facciamo noi, e domani ci saranno anche altre esperienze di ragazzi che hanno ottenuto dei grandissimi risultati e che hanno purtroppo meno possibilità di quante ne abbiamo tutti, la maggior parte di noi. Quindi è stato un festival che ha voluto celebrare la cultura a 360 gradi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo all'Anasbruzzo, l'ospedale più importante della Sardegna, un'alta specializzazione conquistata sul campo, dando garanzie di altissima qualificazione medica. È con noi la direttrice generale della struttura ospedaliera, la dottoressa Agnese Fodis. Dottoressa, per Halloween cos'è successo sul fronte trapianti? Sì, è vero. Allora, il giorno di Halloween, la notte di Halloween, avevamo due esigenze molto importanti, che era quella di costituire dell'equipe per il prelievo, perché in contemporanea si avevano due prelievi da fare a Nuoro. Erano dei prelievi giovani di un donatore giovane che ne approfitto per ringraziare la famiglia che ha consentito che questo prelievo avvenisse, perché non è facile, anche se nel tempo abbiamo avuto maggiori donazioni. E poi a Cagliari, chiaramente, quindi mentre, io amo dire questo, mentre la gente appunto si divertiva per Halloween, noi cercavamo di mettere in piedi delle equip pronte proprio per effettuare i prelievi, e poi a Cagliari poi ci aspettavano i chirurghi per i trapianti. Ci siete riusciti? Ci siamo riusciti, grazie a Dio, è stato un successone. Infatti fino a tardi alle ore 22:30, 23 ero al telefono sia col coordinatore regionale, il dottor Lorenzo D'Antonio, e poi con l'assessore, che è stato di importante sostegno proprio perché si doveva raggiungere questo importante risultato. Il Bruzzo ha aperto la strada ai trapianti in Sardegna, siete stati pionieri, insomma, cuore, tutti i trapianti d'organo li avete affrontati per tempo con risultati encomiabili. Cosa c'è dietro questo lavoro e cosa vi aspetta? Allora, il primo trapianto è stato fatto in rene 35 anni fa, e poi nel tempo abbiamo lavorato tantissimo. Dietro cosa c'è? Dietro veramente ci sono tanti sacrifici, ci sono tanti professionisti che lavorano proprio per raggiungere questo risultato. Quindi io ne approfitto per ringraziare tutta l'equipe, il coordinatore regionale, il coordinatore locale, dottor Antonio Manti, che si prodiga affinché questi risultati arrivino chiaramente arrivino ad un risultato, arrivino a capolinea, insomma. E poi tutti i chirurghi, dagli anestesisti ai chirurghi, che si prodigano in mille modi, rientrando dalle ferie, rientrando perché chiaramente anche hanno bisogno tutti di avere delle situazioni di ferie e di serenità familiare, come quello che è capitato la notte tra il 31 e l'1. Per questo motivo si temeva di non avere tutta l'equipe pronta per poter raggiungere questo importante risultato. Insomma, una gratitudine al gioco di squadra. In una propria frazione di secondo le chiedo quali sono stati i numeri del 2023 e quale numero auspica per il 2024. In tutto sono 65 dal 2023 al 6 di novembre, sono 7 cuori, 28 reni, 30 fegato e 2 combinati. Quindi quale numero vuole per il 2024? Magari io 75, ecco, cerchiamo di, chi lo sa, tutto dipende da tutta una serie di variabili. Tutte le specialità chiaramente hanno bisogno di essere incrementate, dai cardiologi, dagli anestesisti, agli anestesisti, che purtroppo è una carenza a livello non solo regionale ma a livello nazionale. È chiaro che comunque tutto dipende, è vero, dipende anche dalle assegnazioni finanziarie, ma dipende anche dal fatto che ci sono carenze di queste specialità a livello regionale. Però con un finanziamento più elevato, diciamo che si andrebbe incontro ad una maggiore serenità anche nel reclutare il personale. Un centinaio di medici?
E nella complessità, sì, non solo medici ma anche infermieri e OSS, perché poi il contratto collettivo nazionale del comparto, se prima gli infermieri potevano fare un numero più elevato di reperibilità, oggi ne devono fare solamente 7, i medici 10. E quindi va da sé che per poter andare incontro a tutte le esigenze, e quindi, perché diversamente abbiamo lo SPRES, abbiamo l'ispettorato del lavoro che chiaramente ci riporta al rispetto della legge, però è un'arma a doppio taglio. Io rispetto la legge, però allo stesso tempo sto scoprendo delle situazioni che devono essere chiaramente tutelate, devono essere rispettate. Dottoressa, in bocca al lupo. Grazie, ne ho proprio bisogno. Grazie Mario Frongia per questa buona notizia della ripresa dell'attività di trapianto all'Abruzzo, e siamo alla volata finale della nostra trasmissione. Anche questa volta chiudiamo parlando di economia e siamo con Alberto Bertolotti, che è presidente di Confcommercio Sud Sardegna, ad analizzare, siamo proprio arrivati alla fine, l'andamento di questa stagione turistica 2023. Un po' sottotono rispetto a quella 2022, che era la stagione del boom post pandemia. Quest'anno evidentemente l'inflazione e il portafoglio, soprattutto il portafoglio degli italiani, hanno contratto i flussi, non i flussi ma soprattutto le permanenze. Ecco, infatti il paradosso è che il nostro aeroporto cagliaritano ha fatto numeri record, ma i ricavi delle aziende che operano nel turismo sono stati leggermente sottotono, complice anche una stagione che è iniziata in ritardo, perché maggio e parte di giugno li abbiamo persi completamente per il maltempo, anche se poi settembre e la prima metà di ottobre sono stati meravigliosi. Sono arrivati i dati ufficiali e come numeri di arrivi presentati dall'autorità portuale e poi dai 3 aeroporti sardi, i numeri sono stati più alti. La vostra organizzazione Federalberghi ha denunciato forti difficoltà, soprattutto in avvio di stagione, nei mesi di giugno e luglio, e poi la stagione si è ripresa, ha avuto un buon andamento anche nel mese di ottobre. Ma dove sono andati questi turisti che sono arrivati e non sono andati in albergo? Beh, intanto c'è una permanenza media inferiore, e quindi qua è spiegato un po' il tutto, e poi ribadisco c'è stata una capacità di spendita inferiore dei presenti. La nota lieta è che sono tornati gli americani in grande numero, e che hanno un po' sopperito alla carenza dei russi, peraltro comunque presenti grazie al ponte, nonostante l'embargo, nonostante le restrizioni, grazie al ponte, alla piattaforma Turchia, perché con lo stopover in Turchia poi raggiungono l'Europa senza nessun problema, quindi chi non ha problemi di tempo e di spendita riesce comunque anche dalla Russia ad arrivare, nonostante tutto quello che sta capitando. Da operatore del turismo con un'esperienza di oltre 30 anni, il fatto che esattamente un mese fa la Sardegna sia stata definita l'isola più bella d'Europa e che gli americani abbiano individuato nella Sardegna la meta numero 1 del 2023, che cosa può valere in termini di comunicazione in vista della prossima stagione? Beh, se riusciamo a capitalizzare questo patrimonio che ci è arrivato, sicuramente in prospettiva il turismo americano è un turismo molto ricco, molto esigente peraltro. Ne ho avuto esperienza quest'anno, credo che i prossimi anni possano essere molto floridi, anche perché
se si dice che la Sardegna è l'isola più bella del Mediterraneo, la più bella d'Europa, lo si dice con ragione, anche per il patrimonio, non soltanto per le spiagge, per la stagione balneare, perché comunque, ahimè dobbiamo dirlo, sempre oltre il 60% la motivazione di destinazione Sardegna è derivata dalla motivazione balneare, ma se riusciamo anche a valorizzare, e si sta facendo un ottimo lavoro relativamente alla valorizzazione dei siti nuragici, se riusciamo a valorizzare il fatto che la Sardegna sia la terra al mondo col maggior numero di siti archeologici, questo si può finalmente offrire qualcosa di diverso, oltre che le spiagge e la stagione balneare, ma si può offrire anche un qualcosa che insieme unitamente al turismo enogastronomico può far marciare l'economia anche durante il resto dell'anno e non solo la stagione estiva. Voltiamo pagina, lasciamo il turismo e parliamo di commercio. Qui le note sono meno liete, nonostante il fatto che la Regione nel 2023 per la prima volta abbia messo in gioco 30 milioni per aiutare il settore. Sì, finalmente dobbiamo dire grazie alla Regione Sardegna, all'assessore Chessa, che hanno finalmente aperto questo canale, non sono più soltanto le aziende artigiane ad essere sostenute dalla mano pubblica regionale, anche le aziende del commercio. Questo bisogna dirlo, è un grande successo anche delle relazioni con la Regione da parte di Confcommercio, proprio di Confcommercio Sardegna e anche di Confesercenti evidentemente. Sì, le aziende del commercio sono in grave difficoltà, c'è una grave difficoltà in questa fase di transizione digitale. Non siamo ancora pronti ad affrontare una concorrenza che si fa sempre più spietata, sempre più globale e sempre più sui canali web che sul commercio fisico. Insieme ai vostri cugini di Confesercenti avete chiesto che i saldi quest'anno siano spostati di un mese, perché considerato il caldo, la stagione autunnale invernale che non arriva, questi capi non sono ancora andati in vendita. Sì, anche oggi abbiamo forse 25 gradi all'esterno, questo è un momento in cui in ogni altra parte d'Italia e d'Europa si comprano i cappotti, i capispalla, eccetera, ma qui in Sardegna evidentemente non è. La stagione invernale, a parte che a mio avviso non inizia mai, ma quel poco che dura, l'inizio è certamente molto più differito rispetto a quello delle altre regioni italiane. È evidente che ci sia una necessità di capire questa esigenza e di non creare disagio ai commercianti che devono vendere a prezzo pieno, al prezzo giusto, per il tempo giusto. Stanno per partire i titoli di coda, parliamo di trasporto aereo, un particolare che riguarda la pubblicazione dei dati della cosiddetta stagione winter, e per la prima volta si è aperto un solco gigantesco tra l'aeroporto del Sud Sardegna e i due aeroporti del Nord Sardegna. Praticamente si continua a viaggiare solo al sud e al nord sono rimasti pochissimi voli. Conferma la vocazione dell'aeroporto di Cagliari ad essere la prima porta di accesso alla nostra isola. La nostra città poi offre come dire, una occasione di destinazione durante tutto l'anno. Cagliari è diventata destinazione vera e propria, anche se è carente ancora moltissimo di tutto ciò che serve per farla davvero destinazione turistica, a prescindere dalle spiagge che ci sono a 50 km, a 10, 20, 30 fino a 50 km le più belle spiagge del mondo, tutto intorno, e ribadisco, Cagliari si conferma aeroporto che funziona bene tutto l'anno. La curva è molto più piatta, la curva dei flussi è molto più piatta rispetto ai picchi che presentano le curve dei flussi degli altri due aeroporti, in particolare Olbia, che ha una vocazione prettamente turistica. E questo conferma la mia tesi e quella di tutta Confcommercio e del collega Mura di Federalberghi.
sulla idea che pensare di alienare sotto qualsiasi forma, ma soprattutto sotto la forma della regalia, l'aeroporto di Cagliari sia una idea totalmente scellerata. Non è possibile consegnare a mano privata, soprattutto a mano monopolistica, le politiche del trasporto e quindi anche le politiche economiche della nostra regione. Bene, poi in chiusura, mi piace dirlo, ha fatto la giunta regionale, il governatore Solinas e l'assessore Moro a destinare finanziamenti a ulteriore traffico invernale, visto anche un po' il disinteresse delle compagnie low cost rispetto ai voli in Sardegna durante l'inverno. Quindi si sta andando sulla strada giusta, e questo mi lascia ben sperare sia sul versante dell'alienazione dell'aeroporto, cosa che secondo me assolutamente non si arriverà mai a fare, e sia sull'aumento del traffico anche invernale verso la maggior porta della Sardegna, che è l'aeroporto di Cagliari. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.